I miei figli hanno detto che hanno sentito il botto, è stato molto forte, hanno tremato i vetri, ha detto, quindi sicuramente è stato un urto molto violento. Lo schianto violento contro il ponticello di cemento è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Nulla ha potuto fare l'equipaggio del suo M118, troppo gravi le lesioni riportate per poter salvare la vita a Silvio Bernardi, giovane padre di 39 anni. Il terribile incidente è accaduto alle 23 lungo via Sant'Elena a Silea. La vettura stava procedendo in direzione di Roncade quando, di fronte ad un colorificio, è uscita dalla careggiata. Non ci si spiega come mai il giovane padre abbia perso il controllo della sua autovettura, forse un improvviso malore o una distrazione. Che abbia perso il controllo praticamente, abbia lasciato andare la macchina e che sia finita nel fosso. Sullo schianto indaga ora la polizia stradale di Vittorio Veneto. Gli agenti hanno dovuto bloccare la strada per lungo tempo per riuscire ad effettuare tutti i rilievi del caso e per scongiurare l'ipotesi di una possibile collisione con un altro mezzo. Ho sentito i rumori poi dei mezzi che recuperavano l'auto fino a tarda notte, almeno fino alle 3, alle 4 di notte sono andati avanti. Silvio Bernardi lascia la moglie Nadia e due bambine di 5 e 6 anni. Una tragedia nella tragedia, perché la vittima di questo incidente stradale è un giovane papà, un giovane marito, e quindi c'è lo strazio di un'intera famiglia a cui si aggiunge proprio il dolore di tutta la comunità. Il 39enne originario del Veneziano era molto conosciuto per essere il titolare dal 2020 del locale La Porchetteria a Milano e per aver gestito altri bar nella Marca. Con la famiglia viveva da alcuni anni a San Cipriano di Roncade.